Io ringrazio per avermi coinvolto in questa giornata in cui si va a dare un momento di luce al tema del sollievo e in particolare al tema del sollievo in ambito di cure palliative. Per quanto riguarda il momento di condivisione che avrò con il pubblico oggi, ci sarà un focus sull'etica, sui diritti e in particolare su quella che è la pianificazione condivisa delle cure. Ma nello specifico ci tengo particolarmente a partire dall'aspetto etimologico del termine. Pallium, cure palliative derivano da pallium, da mantello, un mantello che non ha l'obiettivo di coprire, ma ha un obiettivo di avvolgere e quindi attraverso un intervento di cura sollevare la persona dalle varie forme di sofferenza. Per quanto riguarda il messaggio importante che voglio lasciare alla cittadinanza oggi è quello di non aver paura e di non nascondersi nel parlare di cure palliative, ma proprio di cercare per ogni singola situazione di trovare le parole più adatte e di aiuto e quindi pensare che le cure palliative affermano il valore della vita e della sua dignità e considerano la morte come un processo naturale, che sono delle cure che sono destinate al sollievo alle sofferenze di tipo fisico ma anche delle sofferenze di tipo emotivo e anche che vi sia una particolare attenzione rispetto agli aspetti assistenziali, sociali del sistema famiglia e quindi sono delle cure che non sono rivolte solo alla persona con una malattia inguaribile, ma sono rivolte anche al suo sistema degli affetti, alle persone che stanno vicino e che conducono con lui o con lei un tratto della propria vita. Inoltre, questo tipo di lavoro è importante sottolineare che viene fatto attraverso un lavoro di squadra, quindi non sono delle cure fatte in solitudine, ma sono delle cure fatte da medici, insieme a infermieri, insieme a psicologi, insieme ad operatori sociosanitari, ma insieme anche ad altri professionisti della salute, compresi anche gli assistenti sociali. Una frase, una citazione che spesso utilizzo quando mi avvicino ad una persona e cerco di spiegare le cure palliative è che non sono medicina della rassegnazione. Ecco, questo è un aspetto molto importante. Sono invece un approccio attivo, sono un approccio professionale, sono un approccio che dà una risposta ai bisogni. Soprattutto, il messaggio importante, sono delle cure che si possono e che si devono fare quando non si può guarire, ma c'è sempre qualcosa da fare, si può sempre curare. Per quanto riguarda un ulteriore messaggio da condividere in questa giornata è che una persona opportunamente informata, onestamente informata, cioè tenendo conto della progressività di una comunicazione, può riuscire a decidere ciò che vuole anche ora, ma anche ora per allora. E questo lo possiamo fare perché in Italia abbiamo una legge che è la legge 219 del 2017 che regola il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento, ma che nello specifico in questo caso, cioè nel caso di persone che abbiano una patologia inguaribile e che porta progressivamente alla fine della vita, la legge 219 permette di fare una pianificazione condivisa delle cure, cioè ricevere in un percorso di cura le informazioni necessarie a capire qual è l'evolversi della propria patologia, quali sono i trattamenti che la persona può ricevere, la possibilità di ricevere cure palliative, compresa anche la sedazione palliativa quando fosse necessaria, e sulla base di questo la persona può scegliere nell'attualità e dare il proprio consenso a dei trattamenti, ma può addirittura dare delle indicazioni ora per allora. E in questo, oltre ad avere a fianco l'equipe sanitaria, può anche definire quello che è un fiduciario, cioè una figura a garanzia di rispetto delle volontà che la persona ha espresso.